era un appuntamento, quel giorno mi ha costretta a salire in auto. La drammatica verità di Giorgia, l'ex fidanzata di Christian Barzani, il giovane che sterzò finendo contro un'altra vettura dove viaggiava una 62enne rimasta uccisa. Caldo tropicale, battuto ogni record, nella Marca si raggiungono i 38 gradi e i livelli di ozono superano la soglia limite. Temperature vicine dunque ai 40 gradi, il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon firma l'ordinanza di chiusura delle scuole per l'infanzia per la giornata di domani. Nuove dichiarazioni dal Presidente del Consiglio Conte, ho convocato, dice, tecnici e ministri per mercoledì, vedrete chiuderemo la discussione sull'autonomia. Di Maio, se penalizzerà il Sud dovranno prima passare sul mio cadavere. Bertolissi contro i burocrati, è pronto ad andare a tenere una lezione al Premier Conte e ai burocrati di Palazzo Chigi che hanno definito anticostituzionale parte della richiesta avanzata dal Veneto. Dopo 4 giorni di ricerca è stato ritrovato il corpo senza vita di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera scomparso nelle acque del Piave domenica scorsa. Il neosindaco di Mogliano aveva rimosso lo striscione che chiede la verità sulla morte di Giulio Regeni, ma un consigliere di minoranza ne prepara uno nuovo da regalare al primo cittadino. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque in primo piano la verità di Giorgia Biglieri, l'ex fidanzata di Christian Barzan, il giovane accusato di aver provocato l'incidente a Povegliano nel quale perse la vita Giuseppina Lobrutto. Le parole di Giorgia in esclusiva ad Antenna 3, parole, lo sentirete, colme di dolore. Comunque io sono stata costretta sotto minacce, sotto pressioni anche per tanto tempo, cioè quindi quella sera non era un appuntamento, cioè io avevo la mia camicia da lavoro, per me doveva essere una cosa di 10 minuti, quindi io sono uscita e una volta che sono salita in macchina lui ha chiuso le portiere, mi ha portato via da qui, noi dovevamo vederci nel parcheggio dietro casa mia. La verità di Giorgia Biglieri, quella verità messa in discussione che oggi con grande forza ha deciso di raccontare. Non vorrebbe stare sotto i riflettori, vorrebbe dimenticare quel dolore troppo grande, ma ha scelto di rompere il silenzio perché sono state dette troppe parole che fanno male di una storia che ha già stravolto la sua vita. Quel drammatico giorno, dice, non era un appuntamento. Il nostro dialogo non è stato per chiarire, assolutamente, è stato semplicemente una riconferma di cose che comunque ci eravamo già detti, che quella sera invece doveva essere tutt'altro. Io e lui dovevamo semplicemente chiarire questa situazione, nel senso che gli dovevo dire che la cosa per me era finita già da gennaio, quindi non era un incontro chiarificante tra di noi per riunirci, assolutamente no. Io avevo preso la mia decisione e volevo rimanere con quella. Dopodiché lui mi avrebbe lasciato stare, invece così non è stato. Il resto è la cronaca di una tragedia, l'incidente stradale nel quale ha perso la vita Giuseppina Lobrutto, che era in macchina con il marito rimasto ferito. Ora tutto è in mano alla magistratura. Giorgia si ferma qui, quasi a voler cancellare quell'incubo. A parlare è il suo avvocato di fiducia. Ritengo doloroso che una ragazza ripercorra dei momenti che deve solamente cancellare, e poi ricordiamoci che la giustizia deve fare il suo corso. Siccome noi abbiamo piena fiducia negli organi della magistratura che stanno facendo le indagini del caso, aspettiamo le loro risultanze. Noi siamo abituati a parlare alla fine, quando la nostra verità sarà cristallizzata anche negli atti processuali. Giorgia è composta, la voce a volte trema, ma la sua sicurezza è disarmante. Ha voluto dirci perché ha deciso di parlare proprio ora. Io penso che sia giusto informare la gente della verità e non tanto di tutte le cose che siano state dette in questo periodo. Penso sia importante comunque specificare il fatto che ci abbiamo messo un po' di tempo, perché comunque era giusto dare rispetto alla famiglia della persona che oggi non c'è più. Parliamo adesso del caldo destinato a battere ogni record storico. Sfiorati i 40 gradi oggi nella Marca trevigiana, il sindaco di Castelfranco Marcon ha firmato questa mattina un'ordinanza di chiusura delle scuole dell'infanzia per la giornata di domani. Aule scolastiche che diventano incandescenti a causa del caldo tropicale di questi giorni. A Castelfranco il sindaco Stefano Marcon ha deciso di intervenire.
Abbiamo fornito dei ventilatori laddove servivano, ma essendosi rivelata insufficiente questa azione e visto il bollettino ARPA che prevede anche per domani un caldo eccezionale, abbiamo deciso di sospendere le lezioni per la giornata del 28 giugno. Ci sono dei locali che hanno raggiunto la temperatura di 39 gradi centigradi, quindi è opportuno domani non far frequentare i ragazzi le scuole. La decisione è stata presa alla luce della circolare emanata lo scorso 24 giugno dalla Regione Veneto, dando indicazione di attivare tutte le procedure per mitigare le criticità derivanti da questo caldo eccezionale. Le aveva indicate per i giorni dal 25 al 27, ci siamo confrontati con le dirigenti scolastici. Il primo cittadino questa mattina ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole dell'infanzia per domani. Per i bambini della materna, dunque, l'anno scolastico terminerà con un giorno d'anticipo. Crediamo di limitare al minimo i disagi nei confronti di quelle famiglie che dovranno tenere i figli a casa domani, ma sappiamo anche essere la fascia dei bambini, assieme a quella degli anziani, una delle due fasce più deboli da tutelare. E come ha detto il sindaco Marcon, oltre ai bambini anche gli anziani sono più a rischio con queste temperature elevate. Tutto come previsto, caldo intenso e afa anche oggi hanno stretto la Marca nella loro morsa, colonnina di mercurio che ha sfiorato i 40 gradi in una delle giornate più bollenti. Sono soprattutto i meno giovani a soffrire maggiormente, sono stati 13 gli ultra 65enni che nella sola giornata odierna si sono rivolti ai centri di servizi per anziani dell'Isla nell'ambito del piano del Comune per l'emergenza caldo 2019. 22 gli accessi diurni nelle 4 strutture a disposizione su prenotazione dove gli anziani possono trascorrere una giornata in compagnia e soprattutto in ambienti climatizzati. Il numero degli accessi, sottolinea l'assessore alle politiche sociali Gloria Tessarolo, è in aumento rispetto agli anni precedenti e questo anche grazie all'informazione fatta. L'assessore poi ricorda che ci sono altre strutture a disposizione per fronteggiare la canicola. Restano poi i nostri centri anziani, sono 3 i centri anziani che sono attivi, che non hanno chiuso per il periodo estivo, e quindi c'è il GAT in zona San Liberale, abbiamo Villa Letizia che è anche inserito in un bellissimo parco e quindi siamo in zona Canizzano, oppure c'è il gruppo anziani del centro storico in via Castello d'Amore. Ricordo poi invece che ci sono anche i musei civici aperti dal martedì alla domenica, anche qui con un piccolo costo di ingresso perché è agevolato per gli over 65, si può passare la giornata al fresco e ovviamente anche con un momento culturale. Aria condizionata a pieno regime al gruppo anziani di via Calabria Treviso. Oltre agli abitué dotati di tessere, in questi giorni alcune persone si sono recate qui per chiedere informazioni, complice forse la calura esterna. Penso che il clima abbia incentivato la presenza di queste persone a farsi vivi e a vedere le possibilità che offriamo. Il fresco che trovano è gradito, noi teniamo acceso dalla mattina alla sera, stendiamo dei teloni dei tendoni dal lato dove il sole tramonta e fino alle 7 i locali sono aperti e quindi disponibili per essere utilizzati. E potrebbe essere stato un sovraccarico dovuto all'uso dei condizionatori per fronteggiare il gran caldo di queste ore ad aver causato gli incendi a 3 cabine elettriche nelle ultime ore, una a Castelfranco, una seconda a San Trovaso di Preganziol e la terza a Biadene, al lavoro i vigili del fuoco. Il tema dell'autonomia adesso con le parole del Premier Conte durante il G20 in corso ad Osaka. Conte che ha annunciato di aver convocato per mercoledì prossimo tutti i ministri, gli staff tecnici per completare il lavoro. Secondo il Presidente del Consiglio siamo ormai addirittura di arrivo, mi sono reso garante, dice, di una buona autonomia perché la vogliamo fare ma bisogna farla bene e vedrete, continua, che la porteremo in Consiglio dei Ministri. Conte ha poi definito fantasiose le ricostruzioni che avrebbero visto una sua posizione durante il vertice di martedì a Palazzo Chigi. Sempre in giornata la dichiarazione del vice premier Di Maio che conferma l'autonomia sta nel contratto e si farà. Il tema è come si tratta, non ci sta bene che danneggi il Sud. Credo che una soluzione si troverà, certo, conclude Di Maio, se danneggerà il Sud dovranno passare sul mio
cadavere. Intanto la notizia non placa le ire di chi ha studiato a fondo le basi costituzionali dell'autonomia e che proprio per questo è pronto ad andare a tenere una lezione al Premier Conte e ai burocrati di Palazzo Chigi. Coloro che stanno dentro le stanze dei ministeri vivono una vita da alienati, nel senso che non hanno nessun collegamento con la realtà. Pensano di governare gli eventi con atti formali, senza mai misurarsi, tra l'altro, con quel che accade, perché quando sbagliano non c'è nessuna conseguenza. Questo è l'identikit del Dipartimento Affari Giuridici e Amministrativi secondo Mario Bertolissi, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Padova, ma soprattutto uno dei giuristi chiamati dal Presidente Zaia per tracciare le linee del percorso per l'autonomia del Veneto. Non si può ragionare combinando parole, mettendoci dentro significati che stanno solo nella loro testa, secondo un costume consolidato, perché lei capisce che l'unica cosa che sanno dire è che non si può fare. Dopodiché la domanda è: ma allora che cosa dobbiamo fare? La risposta non c'è mai. Se poi la risposta c'è, normalmente è sbagliata. Ma il professor Bertolissi va oltre, dimostrando con la pratica chi si merita l'autonomia e chi invece ha bisogno del commissariamento dello Stato. A proposito di Roma, ci hanno detto di immondizie che sono ormai in quantità enormi, disseminate per le strade e che rendono incivile la vita dei romani. Qualche giorno prima, invece, se si lasciano parti del territorio, regioni, governate in modo normale, si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali del 2026. Per il professor Bertolissi sono 2 le azioni di risposta alla burocrazia ministeriale. Si possono fare 1000 cose, ma in ogni caso procedere in modo determinato. In secondo luogo, se fossi io, darei loro 24 ore per scrivere un testo alternativo. Dopodiché io prendo il testo e con la matita rossa e blu, secondo le abitudini, mi metto a correggere. E se per caso gli errori sono molti, le conseguenze sarebbero pesanti, come un esame all'università. Sono a disposizione per spiegare al mio collega, professore però di diritto civile, che è il Presidente del Consiglio, come stanno le cose, perché dubito che lui conosca la materia. La cronaca: dopo 4 giorni di ricerca è stato ritrovato il corpo senza vita di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera, scomparso nelle acque del Piave a San Biagio di Callalta domenica scorsa. Il corpo di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera, scomparso domenica nelle acque del Piave, è stato ritrovato questa mattina dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco a soli 50 metri dal luogo in cui si era tuffato. Una tragedia immensa per i familiari del ragazzo, che sono piombati in un incubo. Il 24enne si era recato a Fagrè assieme ad alcuni amici per partecipare ad una festa nella Golena. Poi hanno trascorso la notte sulla riva del Piave. Domenica mattina il gran caldo ed il sole hanno convinto i ragazzi a fare un bagno. Assieme a Nicola si è tuffato un amico. Pochi minuti poi il giovane è stato visto ad altri bagnanti in estrema difficoltà. L'amico intanto era tornato a riva e quando si è girato il 24enne era scomparso, trascinato via dalla corrente. Immediatamente l'allarme. Subito sul posto si sono ritrovate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ricerche che sono continuate tutti i giorni fino ad oggi con il tragico epilogo. Muore soffocato forse da un tovagliolo di carta un 90enne malato di Alzheimer, ospite di una casa di riposo nel Trevigiano. La famiglia si è rivolta ad uno studio legale per accertare eventuali responsabilità. Stava pranzando quando ad un tratto è stato trovato riverso sul tavolo in stato di asfissia e cianotico. L'anziano 90 anni malato di Alzheimer era ospite di una casa di riposo del Trevigiano. Quando il personale della struttura si è accorto della situazione, ha prima provato la manovra di Heimlich, poi ha allertato il suo M118. Il 90enne probabilmente aveva ingerito un tovagliolo di carta. Quando sono arrivati i soccorritori l'uomo è stato intubato. Durante questa operazione gli è stato estratto del materiale di carta di 10 cm per 5, verosimilmente un tovagliolo. Immediatamente trasportato al pronto soccorso, il 90enne è morto poco dopo per arresto cardiaco. I fatti sono avvenuti lo scorso 5 giugno. I familiari, dopo il funerale del loro caro, non riuscivano a darsi pace. Si sono quindi rivolti ad uno studio legale per accertare se ci sia stata una responsabilità per la mancata o insufficiente vigilanza da parte del personale della struttura.
Ladri in azione la scorsa notte intorno alle 3:30 nella sala slot Las Vegas di Zero Branco. I banditi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno scassinato alcune macchinette fuggendo con un bottino di 17.000 euro. Indagano ora i carabinieri. Torniamo sul tema delle banche venete, perché giusto 2 anni fa veniva emanato il decreto che metteva in liquidazione Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Ad oggi 220.000 risparmiatori stanno ancora aspettando. Intanto da Potenza emerge un altro filone d'inchiesta. Un paio di foto per non dimenticare che il 27 giugno del 2017 Veneto Banca e Popolare di Vicenza venivano messi in liquidazione coatta amministrativa. Così il gruppo di Don Torta ha voluto ricordare questo triste compleanno. Triste per gli oltre 220.000 cittadini che da quel giorno hanno perso quasi tutte le speranze di riavere il denaro investito. L'ultimo disperato appello l'hanno lanciato all'inaugurazione di Ponte della Priula. Governatore, dica i suoi sindaci. Adesso il decreto che fondo l'avete visto? Sì, con un po' di paletti. Ministro, posta la nostra voce a Roma, risparmiatori veneti, l'ordinamento non torta. E dopo 2 anni anche il fronte giudiziario si fa sempre più in salita, con rinunce e rinvii che avvicinano lo spettro prescrizione e contemporaneamente con l'avvio di altre inchieste. L'ultima è della Procura di Potenza per operazioni dubbie di Banca Apulia, uno degli istituti acquisiti da Veneto Banca. 39 gli indagati che avrebbero truffato molti piccoli risparmiatori del Potentino, paventando investimenti garantiti e profitti alti e sicuri, con l'acquisto di obbligazioni in realtà sopravvalutate di un sistema bancario già in crisi. Quasi un ritornello per i truffati veneti, che ora scoprono come il sistema si fosse espanso anche in altre regioni. Un'indagine che ripercorre gli ultimi 5 anni, ma che pare essere già zoppa. Secondo il procuratore di Potenza, il rischio di prescrizione a 7 anni è molto elevato e in contemporanea la pena per truffa è quanto mai mite. Si paga di più per il furto di un motorino che per aver rovinato la vita di centinaia di piccoli risparmiatori. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Rieccoci in diretta per parlare dell'inaugurazione questa mattina del nuovo supermercato Cadoro nell'ex area Macevi a Mogliano. Si mette così fine ad anni di polemiche relative al recupero di quella zona degradata della città. Un taglio del nastro che simbolicamente taglia definitivamente anche le polemiche che hanno accompagnato la riqualificazione dell'ex area Macevi nel cuore di Mogliano. Il recupero della zona simbolo di degrado ha animato la discussione politica degli ultimi anni e la recente campagna elettorale, ma l'inaugurazione del nuovo supermercato Cadoro mette definitivamente in archivio ogni contrasto. A dimostrazione di questo l'invito che il neo sindaco Davide Bortolato rivolge durante il suo discorso a chi lo ha preceduto. Auspico che al momento del taglio del nastro ci sia anche l'ex sindaco Carola Arena. La invito, visto che ha seguito in primis questa vicenda. Il primo cittadino non nega le perplessità e i timori iniziali, ma oggi dice ai cittadini viene restituito un pezzo importante di Mogliano. Anch'io ero un po' perplesso all'inizio, poi man mano che il fabbricato ha preso forma si è visto proprio svilupparsi in maniera positiva. Non dimentichiamo che qui c'era una fabbrica di tubi che poi per anni è rimasta chiusa, c'è stato questo grande dibattito sul sviluppo di quest'area, alla fine oggi arriviamo a una soluzione. Soddisfatto anche l'ex sindaco di Mogliano Carola Arena, che durante la sua amministrazione ha seguito passo dopo passo gli interventi di recupero. Oggi c'è un grande risultato per Mogliano perché abbiamo lavorato proprio per far sì che quest'area, che di fatto rappresenta il cuore di Mogliano, ritornasse alla vita della città. Insieme alla parte commerciale l'opera di recupero ha visto anche la realizzazione di uno spazio pubblico di oltre 5.000 metri quadri, con marciapiedi e piste ciclabili costeggiate da molto verde, grazie anche alla piantumazione di 150 piante ad alto fusto, tra cui olmi, carpini, betulle e querce, un polmone verde dunque a disposizione dei cittadini. Benvengano operazioni di recupero di questo tipo. Qui era tutto un disastro, capannoni abbandonati, terreno, sterpaglie, il malaffare che magari si infiltrava a certi orari. Da un tirocinio un po' lungo, ma siamo riusciti a finire e fare una bella cosa, una cosa che dovrebbe portare un gran valore anche a Mogliano e siamo felici che noi poi come nostra attività abbiamo bisogno dei moglianesi
per cui abbiamo creato una casa per loro, una casa che piace a loro. E restiamo a Mogliano perché arriverà nelle mani del neo sindaco un regalo, un nuovo striscione con la scritta Verità per Giulio Regeni. Sentiamo meglio di che cosa si tratta. Abbiamo deciso di regalare a tutti quanti voi, a tutti quanti noi, un nuovo striscione per chiedere verità e giustizia ancora una volta per Giulio Regeni. Consegneremo questo regalo alla cittadinanza simbolicamente nelle mani del sindaco Bortolato al prossimo Consiglio Comunale. Tutto era nato qualche giorno fa, quando il sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato aveva fatto togliere dalla facciata del municipio lo striscione perché sgualcito e rovinato, decisione che ha subito sollevato un ciclone di polemiche. Tanto che Giacomo Nilandi, consigliere di Mogliano Bene Comune, assieme ad Amnesty International, ha subito deciso di prendere la palla al balzo e farne arrivare uno nuovo nelle mani del sindaco. L'auspicio ovviamente dei promotori dell'iniziativa è che, visto che si tratta di una scritta decorosa, venga riposizionata nuovamente quanto prima in comune. Una provocazione? Certo è che al prossimo Consiglio Comunale verrà consegnato al sindaco Bortolato, poi la decisione spetterà a lui. Una polemica, quella dello striscione rimosso dal municipio, che aveva sollevato più di qualche polemica anche a Treviso. Nilandi poi aggiunge: siamo convinti vada messo in comune e non da altre parti, perché è e rappresenta la casa di tutti i cittadini e le cittadine che, attraverso il voto dei loro rappresentanti, hanno manifestato la volontà di aderire alla mobilitazione internazionale lanciata da Amnesty International nel 2016. Ora bisognerà attendere il Consiglio Comunale e la consegna del regalo al primo cittadino. Si sono svolte oggi a Roma le premiazioni dei comuni Ricicloni 2019. Bene, Treviso è il primo capoluogo d'Italia, confermando ancora una volta gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata. Vedelago invece è il migliore tra i comuni veneti sopra i 15.000 abitanti. Al secondo posto troviamo Paese e al terzo Preganziol, tutti comuni serviti da Contarina. Intanto si amplia l'offerta online di Alto Trevigiano Servizi per i propri clienti. Un'applicazione e uno sportello online che da qualche tempo permettono agli utenti di ATS di sbrigare comodamente da casa tutte le pratiche che fino ad oggi era possibile evadere solo nelle sedi di Alto Trevigiano Servizi. Da una voltura a una nuova utenza, a un subentro, a consultare la propria bolletta web, tutto comodamente da casa o dal proprio smartphone. È anche possibile pagarla. Intanto Alto Trevigiano Servizi avverte i propri clienti di stare in guardia di fronte a possibili truffe che vedono spesso le fasce più deboli nel mirino dei malviventi. Alto Trevigiano Servizi, qualora non invia nessuno nelle case di privati cittadini, vengono interpellati i privati cittadini solamente qualora vi fossero dei cantieri, però solo interventi dedicati in alcune zone. Vi ricordo subito dopo di noi l'appuntamento con 20:10, tema della puntata migranti, un muro al confine con la Slovenia. Se ne parlerà insieme a Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben trovati al meteo. La stagione estiva è iniziata con la presenza di un poderoso anticiclone africano che sta sì portando il bel tempo ma anche un caldo record. E sarà così anche per la giornata di venerdì 28 giugno. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno al massimo velato dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi a partire dal pomeriggio, anche con isolati temporali associati. Temperature minime tra 21 e 26 gradi, massime piuttosto calde, comprese tra 31 e 35 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il promontorio anticiclonico nordafricano garantisce un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato, con qualche occasionale piovasco al pomeriggio sui rilievi alpini. Temperature minime tra 24 e 26 gradi, massime anche in questo caso piuttosto calde, oscillanti tra i 33 e i 34 gradi.
Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime roventi tra 37 e 38 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.